piacere portare un po' il punto di vista del Centro Servizio Volontariato e allargando un po' l'orizzonte, se posso permettermi, anche un po' delle organizzazioni di volontariato, soprattutto delle piccole organizzazioni che al Centro Servizio si rivolgono per avere supporto, aiuto, accompagnamento nello svolgimento delle loro attività e anche nell'interpretazione delle sfide che il tempo contemporaneo ci pone davanti. Insomma, le associazioni, anche alla luce un po' di tutto quello che è successo durante l'ultimo anno, naturalmente sono in un guado, stanno attraversando un guado che è periglioso, fatto di innovazioni normative apportate dal codice del terzo settore, che rappresentano naturalmente delle sfide molto positive, come quelle di cui stiamo parlando oggi, come anche degli appesantimenti e delle difficoltà notevoli che stanno, insomma, rallentando le attività e creando un po' di disorientamento. E oltre a queste difficoltà, insomma, per le innovazioni, le novità che ci sono, naturalmente la pandemia e tutto quello che stiamo vivendo, insomma, ha richiesto di sospendere moltissime attività e ha comportato anche la ridefinizione di mission, di organizzazione, di gestione delle attività, delle associazioni, eccetera. Quindi le associazioni, il volontariato e i centri servizio volontariato, in alleanza con tutti i soggetti che hanno a cuore questo giacimento, questo patrimonio di solidarietà, quindi a partire dal forum terzo settore, passando per le pubbliche amministrazioni, eccetera, eccetera, naturalmente, insomma, hanno di fronte dei mesi, degli anni critici perché naturalmente caratterizzati da questi elementi che attraversano i nostri mondi. Oltre a questi elementi endogeni, diciamo, ci sono quelli esogeni, cioè c'è il contesto, e io non posso entrare nella concretezza delle cose senza soffermarmi 30 secondi su quello che anche stiamo osservando come principali dinamiche nel nostro vicinato, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni più prossime, come nel medio e macro contesto. Vediamo, insomma, se mettiamo insieme un po' degli elementi, diciamo, di frammentazione che ci stanno intorno, vediamo che c'è una tendenza preoccupante a derive che riguardano l'affermazione dell'io. Faccio una sintesi, proprio anche visto il tempo che ho a disposizione, l'affermazione dell'io piuttosto che la valorizzazione del noi. Questo lo vediamo nei piccoli esempi sotto casa, nei social network, quando le invettive dei no mask, dei no vax, delle teorie del complotto ad ogni piè sospinto, insomma, lo vediamo nelle persone, lo vediamo nelle organizzazioni che fanno fatica a riconoscersi, a collaborare, a stare insieme, e che ognuna è portata ad affermare la propria specificità come se fosse l'unica possibile verità e via percorribile. Lo vediamo anche nelle istituzioni, vediamo cose tristi quotidianamente, anche in questi giorni, insomma, comuni che litigano con le regioni, che litigano con il governo, all'interno del governo i partiti che spaccano e non riescono a trovare sintesi, allargando l'orizzonte addirittura all'interno dell'Unione Europea, paesi che bloccano il bilancio con il Next Generation EU, perché tra le clausole, insomma, viene richiesto banalmente di rispettare lo Stato di diritto. Allargando l'orizzonte ancora di più a livello internazionale, insomma, abbiamo un Trump che se ne va seminando veleni dalla Casa Bianca, e a livello internazionale, insomma, anche lì sembra che sia difficile riuscire a stare insieme, a trovare quei terreni di condivisione, di collaborazione che creano, insomma, le possibilità cooperative dal piccolo al grande. Quindi sembra che lo spirito del tempo in qualche modo sia quello di una parcellizzazione, un individualismo, l'egoismo. Sembra siano questi i temi di fondo, insomma, che orientano il nostro futuro. Però non è solo così.
non è solo così, assolutamente, i ragionamenti che stiamo facendo oggi lo dimostrano, ci sono tantissimi esempi che poi, recuperando un po' quella metafora della foresta silenziosa, no? che cresce e fa sicuramente meno rumore dell'albero che cade, ecco, allo stesso tempo, mettendosi gli occhiali giusti e andando ad ascoltare, a leggere, a vedere le dinamiche interessanti che invece accadono appunto sia nel micro che nel macro, scorgiamo un'infinità invece di esempi completamente opposti a quelli che ho provato ad elencare prima e che testimoniano invece la possibilità e l'emersione di una diversa tendenza. In questa tendenza il volontariato è un bacino non solo esperienziale, nel senso che nella sua pratica rappresenta già in qualche modo un'uscita dalla dimensione individualistica e invece una pratica appunto di altruismo, di inclusione, di generosità, di solidarietà. Ma è anche sono convinto di questo, siamo convinti di questo, è anche un bacino culturale e politico per dare un contributo di visione alla comunità. Ed ecco che allora arrivo un po' sulla concretezza anche del tema. Abbiamo parlato di coprogettazione, c'è il tema ancora più sfidante dal mio punto di vista della coprogrammazione e queste innovazioni normative che parzialmente fotografano qualcosa che già c'era, cioè la costruzione delle linee di intervento, delle progettualità, anche della definizione delle politiche, delle policy, eh, tra enti pubblici e enti del terzo settore, in uno scambio che spesso è caratterizzato dall'informalità, nel senso che l'amministratore locale trova nei soggetti del terzo settore spesso delle relazioni, dei contributi, delle competenze che gli permettono di orientare più efficacemente le proprie scelte politiche e di indirizzo della pubblica amministrazione. Il codice del terzo settore, insomma, in uno slancio che va oltre la fotografia dell'esistente, quindi è interessante che questa norma va a dare un indirizzo, anche una prospettiva di lavoro al Paese, dice a tutti i soggetti, dal pubblico alle organizzazioni e agli enti del terzo settore, che questo tipo di dialogo, che è così arricchente per gli uni e per gli altri, è esattamente la strada da perseguire nel coltivare la presa in carico e in cura del bene comune, dei beni comuni e delle politiche di interesse generale. Questo sancisce il fatto che anche nella determinazione delle visioni di medio-lungo periodo, gli enti del terzo settore e il volontariato hanno qualcosa da dire, hanno delle competenze da portare, hanno un contributo efficace e alto da poter mettere a disposizione della comunità. Il volontariato in particolare lo fa per due essenze tipiche del suo essere, è proprio l'essenza, insomma, che al di là degli aspetti formali di gratuità, di disinteresse, eccetera, insomma, che siamo abituati a ragionare, hanno a che fare con due elementi profondi del DNA del volontariato, che sono la relazione, e quindi il fatto che il volontariato sia animato da persone che lo vivono e in questo vivere il volontariato sono in relazione paritetica e generativa con altre persone che fanno il volontariato insieme a loro, ma che sono anche gli utenti, i destinatari dei servizi e delle attività del volontariato. Questa relazione che è viva, che è vitale quando anche è coltivata con un'ottica appunto di generatività, non vede il destinatario come mero appunto destinatario di una lettera postale o di un servizio o di un pacco, eccetera, ma è una persona o gruppi di persone con cui si entra appunto in una relazione bidimensionale. Questa relazione
permette al volontariato di dare nomi, cognomi, emozioni, caratteristiche a quello che sono i numeri che vede la pubblica amministrazione, che sono le categorie sulle quali poi la pubblica amministrazione fa le scelte e orienta le proprie decisioni. Laddove si ferma la statistica, laddove si ferma appunto la visione categorizzante della dimensione politica, interviene il volontariato per portare tutto il contenuto qualitativo, i colori che caratterizzano appunto la dimensione relazionale. Quindi il volontariato è vicino alle fragilità, è in relazione con le persone che attraversano un momento, una condizione di, appunto di fragilità e sono in grado quindi di portare questi contenuti al tavolo dei ragionamenti. Questo è un aspetto. L'altro aspetto... Marco, scusami, e Nicolò, scusami, cerca di... Un minuto, lo chiudo. Ok, L'altro grazie. elemento, sono a 12 minuti. L'altro elemento è quello della responsabilità. Il volontariato ha questa caratteristica, vede un problema sia di carattere ambientale, sociale, culturale, il patrimonio artistico che degrada, eccetera, eccetera, vede un problema e il volontario tipicamente si tira sulle maniche e cerca di risolverlo. Questo suo cercare di risolverlo non ha tanto l'ambizione di arrivare a un convenzionamento con l'ente pubblico per poter continuare a risolvere all'infinito quel problema riconosciuto in una cornice riconosciuta dall'ente pubblico, poterlo fare gratuitamente per sempre, eccetera. L'obiettivo del volontario è quello di segnalare alla comunità la fragilità che c'è. Il sogno del volontariato dovrebbe essere quello, una volta segnalato il problema e portato all'attenzione della comunità, che la comunità se ne faccia carico con tutti gli strumenti che è in grado di mettere in campo, dal pubblico agli altri soggetti del territorio. Ecco, quindi relazioni, contenuti, conoscenza delle storie e delle persone e delle fragilità e approccio collaborativo e di corresponsabilità. Questi secondo me sono i due elementi che il volontariato efficacemente può portare nei tavoli di coprogettazione e su questo i centri servizio volontariato attraverso la formazione, la consulenza, i vari percorsi che realizziamo anche di coprogettazione concreta sono al fianco delle organizzazioni del volontariato perché questi soggetti siano sempre più autorevoli e voci forti nella comunità. Grazie.